credi sbaglia. nell'amore? Certo, altrimenti. L'amore vero, l'amore sincero. Sì, Qualcosa l'amore per di tutta una la volta? vita, io ci Ci credo, credi? certo. Come ti sei conosciuta col tuo fidanzato? È della mia stessa città e quindi siamo conosciuti Quanto tempo è che siete insieme? 2 anni. 2 anni. Quindi dov'è? Sempre? Sì, della Basilicata come me. Ti aspettano? Certo. Non ci avete? Certo. Che cos'è che ti ha conquistato di lui? Come riuscite a conquistarlo? A far scattare in te il colpo di fulmine? Vabbè, a parte l'aspetto fisico, Il modo cioè... di parlare. Sì, Come ti parlava magari? Come ti guardava? Ha detto qualcosa magari? Qual è proprio la Mi cosa viene da che ti... No, non ti preoccupare. Qual è proprio la cosa che ti ha affascinato? Appunto da decidere, sì, quello deve essere il mio ragazzo. beh, una persona semplice, alla fine... Cioè, perché adesso comunque i ragazzi sono tutti un po' costruiti, vabbè, come anche le ragazze, quindi è difficile magari trovare una persona, tra virgolette, di vecchio stampo, tra virgolette, perché penso che, cioè, neanche io vorrei una persona completamente di vecchio stampo, Sì. però è quella la particolarità che mi ha colpita. Certo, affascinante. Sì, affascinante. Ti piacciono praticamente le coccole, il romanticismo? Sì, non eccessivo, però... Ti piace? Sì, Cosa che magari di questi tempi non c'è. infatti, Non si lo pensa usano ad più. altro, sì. Esatto. Poi l'uomo adesso pensa più a se stesso, si cura, estetista, sì. sopracciglia, cosa che dovrebbe fare una donna. Ecco, Invece ci sono molti uomini che lo fanno. infatti. Io no però. Io. Va bene, hai detto ti chiami? Carmela. Carmela, qui c'è il nostro biglietto da visita, se tu vuoi puoi vedere le nostre trasmissioni, fra cui quella Sì. tua, su internet, Strano Amore Siciliano. Clicchi Strano Amore Siciliano su Google e ti spuntano tutte le nostre Va bene. trasmissioni. Quanto tempo? 8 anni. 8 anni. Che cos'è che ti ha conquistato il tuo fidanzato? La simpatia, un bel ragazzo. Niente. La cosa secondo te importante in un uomo per suscitare Ma, simpatia e soprattutto attaccamento verso una ragazza, che cos'è? ma che sia una persona buona, sincera, che ti rispetti. Certo. Basta, è sufficiente, il resto Logico, ti piacciono i bambini? non tanto. Preferisci insomma Gli essere animali. Esatto. Va bene, come ti chiami? Claudia. Ci vedi ancora l'amore? Sì, sì. L'amore eterno, l'amore, Quella Sì, che sì, ebbene praticamente sì. dura una vita. Sì. Sei single? No, Sei sposata? no, Fidanzata? sì. Da quanto tempo? Da 2 anni. Che cos'è che ti ha conquistato il tuo Oddio. fidanzato? L'amore? Sì, L'amore sincero, l'amore puro. sì, Quello che si usava una volta. certo, Sei fidanzato? sì, Da quanto tempo? quasi 2 anni. Quasi 2 anni. Che cos'è che ti ha conquistato il tuo fidanzato? Che è Cosa- sempre solare. Sempre solare, sempre che ride. Sì, Per cui ti fa sentire bene. certo. La prima cosa che hai guardato nell'aspetto fisico qual è stata? La cura dell'aspetto, Certo. curato. Quindi è importante l'aspetto fisico? Certo, È come inutile, no. alcune dicono non ha L'apparenza è, importanza. è il primo biglietto da Esatto, visita. ti deve subito purtroppo. piacere a certo. corpo e poi se... Come no? se Poi spunta può valere il qualcosa, contrario. carattere, eccetera, certo. eccetera. Come ti chiami? Francesca. Francesca. Ci credi all'amore? Sì, L'amore vero, l'amore sincero, quello che si usava una volta praticamente. non ho capito. L'amore di una volta. Sì. Ci credi? Sì, certo. Tu sei fidanzata, sei single? Sì. Sei fidanzata. Da Fidanzata. quanto tempo? Da 1 anno. Da 1 anno. Che cos'è che ti ha conquistato il tuo fidanzato? La prima cosa. Fiducia, che posso avere fiducia in lui. Ti ha fatto capire Perché- praticamente che puoi avere fiducia in lui. Sì, Quindi l'hai trovato sincero? sì, Quindi è stata la perché sincerità. boh, non so cosa dire, perché lui non è qui, cioè Certo. nell'altro paese. Però hai fiducia lo stesso. Sì. Grazie a te. E la cosa che ti ha attirato di più nell'aspetto fisico? Lo sguardo. Lo sguardo. Guarda, sull'amore. Sull'amore? Sull'amore, sì. Sì. Tu credi ancora all'amore sincero, l'amore puro di una volta? Insomma, non è che sia... Una volta c'era forse. forse. Tu sei single, fidanzata, come stai? Metà e metà. Metà e metà. Diciamo, ti stai conoscendo, ti stai frequentando. Sì. E allora, un uomo, per attirare la tua attenzione, per colpirti, cosa dovrebbe avere? Belle mani Belle mani e belle scarpe. e belle scarpe. Sì. Le vuoi grandi le mani? Sì, con le I dita piedi lunghe. pure. Non so, i piedi un 46 45. 45. e le mani? Belle Eh. sviluppate. Sì. Come altezza deve essere bello alto. Sì, certo. E poi? Almeno più alto di me. Certo, muscoloso? Sì, Sì, ti piacciono i muscoli. sì.
E secondo te, qual è la prima cosa che conta? L'aspetto fisico o il carattere? Non vediamo il carattere. Quindi Il fisico. ti deve piacere fisicamente, dopodiché Sì, se e spunta il poi colpo di sì, quando fulmine- ne parliamo, quando chiacchieriamo. Esatto. Hai 25 anni? No, 24? no, 23? no, Sei più piccolo? 21. Tu? Vabbè, li porti bene comunque. Come ti chiami? Nadia. Mi ha Sincerità. fatto piacere la sincerità. Ma l'aspetto fisico l'hai guardato? Mica tanto, perché poi penso che l'aspetto fisico invecchiando va un po'. Ma ti deve piacere però, Sì, non è un brutto ragazzo, per carità. Però la cosa che conta per te è praticamente Esatto, il carattere e la Ti sincerità, ha ispirato fiducia? perché il carattere, penso, e anche la bontà del cuore fa più bello anche il più brutto della persona che esiste al mondo. Secondo me, poi Certo. sono gusti e gusti. Carattere, importante. Carattere, l'aspetto fisico conta, Anche fisico. anche fisico. Sì. E la prima cosa che hai guardato è l'aspetto fisico? Prima cosa fisico, sì. Fisico. Carattere dopo. Non siamo di Bologna, siamo trapiantate a Bologna. Trapiantato. Di dove siete? Io pugliese e lei calabrese. Pugliese e calabrese. Sì. Vi siete sposate qui praticamente? No. Sposate? No, siete singoli? Sì. Tutte e due? Sì. E come mai? Due belle ragazze come voi single? Da quanto tempo? Single, anche convinte, da un bel po'. Da un bel po'. Sì. E come mai? Cioè single per scelta oppure single per motivi In questo vostri? periodo forse per scelta. Per scelta. Ma non per scegliere, perché comunque io vedo anche una persona, però non c'è quel vincolo formale per cui si possa dire il mio fidanzato, la mia fidanzata, in tempi di precarietà sociale, politica, anche sentimentale. Esatto. Che Questa. cos'è che ti attira in un uomo? Penso così. Un uomo per conquistarti come dovrebbe essere? No, caratterialmente. No? Caratterialmente. Questo è L'aspetto fisico non ti fondamentale. piace? Guarda, sono stata sia con dei bellissimi ragazzi che con dei bruttissimi ragazzi. Per me è fondamentale Magari proprio. ma non carattere brutto. No, perché è abbastanza banale, però deve essere proprio, deve avere un carattere, cioè come posso dirti? Un elemento scattare quella caratteriale, sì, che mi incuriosisce molto, sì. Quanto tempo è che siete a Bologna? 3 anni. 3 anni. Tre Quindi la conoscete anni. bene. Sì, abbastanza. Mentre per te, per attirarti un uomo. Ancora non l'ho capito, mi sa, perché appena lo attiro troppo io scappo. È una cosa, dovrei chiarire prima delle cose con me stessa, essenzialmente, prima di poter iniziare una relazione stabile, perché altrimenti non c'è scampo per entrambi. Certo. Vabbè, quanti anni c'hai? 28. 28. Complimenti. Grazie. Siete due belle ragazze. Grazie. Vi do il bigliettino da visita, noi siamo una trasmissione di Cuori Solitari. Addirittura. Davvero? Io mi chiamo Alberto, sono meridionale. Lavoro qui a Bologna. Il mio numero è 348 0382 850. Credete nell'amore? L'amore vero? Sì. Siete fidanzate? No. E tu? Sì. Da quanto tempo? E da poco, da un mese. Ah, pochino. Che cosa che ti ha affascinato al tuo ragazzo? Cioè, praticamente, mi spiego meglio. Ti ha attirato l'aspetto fisico o magari il modo di fare? Tutti e due, perché Tutti e due. lo conoscevo da un bel po'. E quindi tutti e due. Poi è un gran bel ragazzo. E te invece che cosa che, diciamo, ti attira di un ragazzo? La prima cosa che vai guardando è l'aspetto fisico. Beh, la prima cosa che guarda è la bellezza, però se il ragazzo ha un carattere brutto mi interessa più. Certo, lo scarti automaticamente. Ovvio. Quindi la prima cosa che guardi è l'aspetto fisico e poi Sì. subentra subito il Sì, carattere. sì, sì. Va bene, vi ringrazio ragazzi. You saw me standing by the wall, corner of a main street, and the